nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente questa Eucaristia, invochiamo la misericordia di Dio, fonte di riconciliazione e di comunione. E quest'oggi siamo uniti al Papa a pregare per il dono della pace in Terra Santa in particolare. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Dio, tu sei la vera pace e non ti può accogliere chi semina discordia e medita violenza. Concedi a coloro che promuovono la pace di perseverare nel bene e a coloro che la ostacolano di trovare la via del male. Per il nostro Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Alla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, io so che in me, cioè nella mia carne, non abita il bene. In me c'è il desiderio del bene, ma non la capacità di attuarlo. Infatti, io non compio il bene che voglio, ma il male che non voglio. Ora, se faccio quello che non voglio, non sono più io a farlo, ma il peccato che abita in me. Dunque, io trovo in me questa legge. Quando voglio fare il bene, il male è accanto a me. Infatti nel mio intimo di Dio, ma nelle mie membra vedo un'altra legge che combatte contro la legge della mia ragione e mi rende schiavo della legge del peccato che è nelle mie membra. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Se non resta grazie a Dio per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Insegnami il gusto del bene e la conoscenza, perché ho fiducia nei tuoi comandi. Tu sei buono e fai il bene. Insegnami i tuoi decreti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia, io avrò vita. E la mia. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Mai dimenticherò i tuoi precetti, perché con essi tu mi fai vivere. Io sono tuo, salvami, perché ho ricercato i tuoi precetti. Insegnami, Signore, i tuoi decreti. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite arriva la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco dite farà caldo, e così accade. Ipocriti. Sapete valutare l'aspetto della terra e del cielo, come mai questo tempo non sapete valutarlo? E perché non giudicate voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato lungo la strada, cerca di trovare un accordo con lui, per evitare che ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegna l'esattore dei debiti e costui ti getti in prigione. Io ti dico, non uscirai di là finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Parola del Signore. Oggi Gesù ci invita a saper leggere i segni dei tempi e a cercare sempre un accordo con chi ha dei crediti con noi. Nel primo racconto prende come riferimento la natura, a cui spesso si ispira per far scoprire aspetti nuovi della fede, ad esempio la pioggia che cade sui buoni e sui cattivi. Lo aiuteranno a formulare uno dei messaggi più innovativi: amate i vostri nemici. La seconda parabola è un invito alla riconciliazione, un'esortazione a cambiare vita ora e non domani, sapendo bene che come Paolo anche noi spesso compiamo il male che non vogliamo e non il bene che desideriamo. Tuttavia Paolo non si scoraggia dall'inevitabile, che c'è sempre lo Spirito che ci accompagna e ci aiuta a ricominciare. Dei tempi il Padre ha invitato a predicare la buona notizia della salvezza. Riconoscenti del suo amore senza limiti, rivolgiamogli ora le nostre suppliche e diciamo: convertici a te, o Signore. Convertici a te, o Signore, perché la Chiesa insegna all'umanità la speranza, indichi la via della pace e della concordia ed evidenzi con fede i segni di Dio presenti oggi nel mondo. Preghiamo. Convertici a te, o Signore, perché in ogni istituzione civile e religiosa si rinnovi nell'ascolto delle esigenze e delle necessità emergenti per il bene comune e sappia leggere con docilità i segni dei tempi. Preghiamo. Convertici a te, o Signore, perché tutti gli uomini e le donne sappiano riconoscere nell'avvicendarsi dei tempi e delle stagioni un segno della benevolenza del
Padre, cura di tutte le creature. Preghiamo. Convertici a te, o Signore, perché coloro che sono nella sofferenza non cessino di confidare nel sostegno e nell'aiuto dei fratelli, quale segno della presenza di Cristo, che opera. Preghiamo. convertici a te, o Signore, perché ciascuno di noi sia capace di perdonare il proprio fratello e di mitigare tutte le contraddizioni e i conflitti con la sapienza di una carità umile e sincera. Preghiamo. convertici a te, o Signore. O Dio, fonte di ogni bene, che in Cristo Gesù ci hai dato il segno del tuo amore e ci hai indicato il cammino della vita, ascoltaci ed esaudiscici per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questi tuoi doni concedi a noi, o Signore, di servirti con cuore libero, perché purificati dalla tua grazia siamo rinnovati dai misteri che celebriamo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Renderti grazie sempre in ogni luogo, Padre e Dio fedele, che ci hai donato Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore e Redentore. Sempre si mostrò misericordioso verso i piccoli e i poveri, verso gli ammalati e i peccatori, e si fece prossimo agli affaticati e agli oppressi. Con la parola e le opere annunci il Padre e ti prendi cura di tutti i tuoi figli. Per questo mistero di salvezza ti lodiamo e ti benediciamo, e unito agli angeli e ai santi cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu e degno di gloria, Dio che ami gli uomini, sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio, presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Spirito Santo a santificare il pane e il vino, perché questi doni diventino per noi
il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nella notte dell'ultima cena, egli prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale di Cristo, tuo Figlio e nostro Salvatore, che notte di croce hai fatto entrare nella gloria della risurrezione e hai posto alla tua destra, annunciamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che comunicando al suo corpo e al suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Conduci, Signore, la tua Chiesa alla pienezza della fede e dell'amore, in unione col nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Andrea Bruno, con tutti i Vescovi, presbiteri, diaconi e l'intero popolo che tu hai redento. Apri i nostri occhi, perché vediamo le necessità dei fratelli. Ispiraci parole e opere per confortare gli affaticati e gli oppressi. Fa che li serviamo in cuore, sull'esempio di Cristo e secondo il suo comandamento. La tua Chiesa sia testimonianza viva di verità e di libertà, di giustizia e di pace, perché tutti gli uomini si aprano a una speranza nuova. Ricordati anche dei nostri fratelli e delle nostre sorelle che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a goder la luce del tuo volto e dona loro la pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te. Santa Maria, Vergine e Madre di Dio, gli Apostoli, i Martiri e tutti i Santi, per Gesù Cristo, tuo Figlio, loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Credo in te, Signore, credo in te, grande. Credo in te, luce soave, gioia per me.
Preghiamo. La partecipazione ai doni del cielo, Signore, ci ottenga gli aiuti necessari alla vita presente nella speranza dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Ricordo che a questa ci sarà l'adorazione eucaristica e alle 18 il Santo Rosario. Che